Ciao, sono Marco Zangrando, ho 31 anni, vengo da Belluno dove sono libero professionista, lavoro come falegname e nel tempo libero, weekend, mi diletto nel suonare, ascoltare musica, mixare e andare a suonare a qualche festa quando capita. Per me fare il DJ è trasmettere tutto quello che per me è la musica, come mi sento, varie emozioni. Tendo a non guardare troppo quando suono il pubblico, cioè lo guardo come balla, ma non mi faccio influenzare dai vari comportamenti. Mi piace proporre quello che sento in quel momento e quello che voglio trasmettere alla gente che viene ad ascoltarmi. Allora, la mia passione per la musica elettronica è nata intorno ai 16 anni, quando nelle ore notturne ascoltavo vari programmi radio che proponevano della musica un po' più alternativa, poteva andare dalla minimal alla house, alla trance degli anni 90, techno e così. Poi verso i 18 anni, fatta la patente, ho iniziato a frequentare discoteche, andare ad ascoltare artisti che mi interessavano, locali nel Triveneto, insomma un'ora e mezza da casa, o anche più distanti, magari a Riccione, così. Poi andando avanti la passione, l'idea si è trasferita verso Berlino e vari club che la popolano, e da lì è nata poi una vera e propria passione per la techno, per l'ambient, per la musica un po' più sperimentale, per vari artisti. E da quanto mixi? Allora, ho comprato la console 6 anni fa e ho comprato 2 CDJ, un mixer, così un po' per gioco, per provare. E da lì poi subito ho sentito la necessità di provare quei dischi, che è una cosa che non sapevo proprio minimamente neanche da che parte prendere. E dopo da lì è cresciuta questa passione e niente, ho continuato a comprare dischi, cercare tracce più o meno ricercate. Il mio sogno come artista, quello magari di una volta al mese, avere la possibilità di andare a suonare in qualche club. Nulla di grande o stratosferico, ma insomma di poter sfogare la mia passione, la mia idea, le mie emozioni. Questo penso sia il grande sogno. Artisti che mi hanno ispirato, non dico dal primo momento, appunto perché a 16 anni ascoltavi un po' di tutto. Arrivando verso i 18, 19, 20 anni, scoprendo la scena berlinese, tanta altra musica, artisti come Beck Rock, Marcel Dettmann, Jan Cook, Function, artisti che mi hanno sempre molto ispirato, sia musicalmente parlando che anche come persona. Hanno sempre mantenuto, a mio parere, una linea molto coerente a quello che gli piace fare, che fanno. Non hanno scelto, credo, un ambiente più commerciale o dove girano più soldi. Ha sempre mantenuto, secondo mio parere, una linea molto costante e mantenendo, anche a mio avviso, una grande passione per quello che fanno. Vuoi darci un panorama, un'introduzione al set che farai oggi? Non lo so. Cosa suonerai oggi? Boh. Vediamo. Bella, grazie Marco. A te, grazie mille.